Questa trasmissione è offerta da Tecno 2. A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Economai FVG, puntata speciale questa sera che vede come protagonista Stefano Venier, friulano che dallo scorso aprile è amministratore delegato di Snam. Parleremo di gas, tra transizione energetica, innovazione, infrastrutture, il tema della diversificazione. Venier è stato protagonista nei giorni scorsi di un incontro promosso da Confindustria Udine a Palazzo Attoriani, nel corso del quale sono state affrontate e sviluppate queste tematiche. Iniziamo però da quello che è successo in questi ultimi giorni. Perché? Perché sostanzialmente si è ridotto sostanzialmente a zero l'arrivo di gas russo in Italia attraverso Tarvisio. In questo particolare contesto c'è da dire la colpa non è di Putin, detto tra virgolette, quindi non è una situazione legata alle tensioni, al contesto internazionale, alla guerra che ormai dallo scorso febbraio interessa l'Europa, la Russia e l'Ucraina. In questo caso, come ha spiegato Snam, il tema riguarda il minore consumo nel corso delle festività e poi anche la particolare situazione meteo. Cominciamo allora dal servizio che fa il punto della situazione, poi appunto lasceremo la parola a Stefano Venier. La differenziazione delle fonti per uscire dalla crisi del gas. A Udine, l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, ha annunciato che la prima delle 2 navi rigassificatrici acquistate entrerà in funzione la prossima primavera, la seconda entro la fine del 2024. Venier, udinese, è stato ospite nel pomeriggio a Palazzo Toriani dell'iniziativa Confindustria Udine Incontra. Ad intervistarlo la vicepresidente degli industriali friulani, Anna Mareschi Danieli. Credo che gli scenari debbano in ogni caso fare riferimento alla ricomposizione del trilemma dell'energia. Che cos'è il trilemma dell'energia? Dobbiamo tenere insieme le 3 dimensioni della sicurezza energetica, della sostenibilità e della competitività dei costi. Ora, per lungo tempo abbiamo dato la sicurezza energetica per scontata, oggi dobbiamo ricomporla, e ricomporre la sicurezza energetica vuol dire ricominciare a investire in infrastrutture che consentano di avere un sistema flessibile con anche alcune, ridondanze per poter far fronte a situazioni come quelle che stiamo vivendo oggi. Ora, cosa c'è davanti a noi? Davanti a noi c'è un periodo nel quale dobbiamo ricostruire su un modello che sposta il baricentro energetico dell'Europa 600 km a sud, quindi più vicino al Mediterraneo. Il Mediterraneo diventa la fonte principale dei flussi di gas. Una situazione che la nostra regione ha vissuto in prima linea. A un certo punto sono stati chiusi i boccaporti, a Tarvisio. Si è avuta un po' la percezione di quello che stava accadendo a livello internazionale. Sì, certamente abbiamo avuto, come dico io, abbiamo girato il paese come una clessidra e quindi abbiamo cominciato a ricevere molti più flussi da sud che oggi coprono più dell'80% del nostro fabbisogno, mentre si sono ridotti quelli da nord. Però si sono create anche situazioni che abbiamo gestito con grandissima efficacia attraverso Malborghetto, in cui abbiamo esportato fisicamente 3 miliardi di metri cubi che servivano al mercato austriaco e tedesco, e noi ne avevamo abbastanza con il gas di cui disponevamo, in quanto gli stoccaggi erano già stati opportunamente riempiti. Ci sono stati due componenti. La prima componente: con il governo in questi mesi si è lavorato veramente a stretto contatto. Alcune delle iniziative che ci hanno consentito di riempire gli stoccaggi al 96% sono state possibili solo ed esclusivamente perché il governo ha messo a disposizione delle risorse e ci ha consentito di lavorare in un certo modo, altrimenti anche i prezzi e le disponibilità sarebbero state diverse e avremmo guardato al prossimo inverno con un po' meno serenità. Dal punto di vista degli aiuti è chiaro che oggi tutti i paesi europei, inclusa l'Italia, hanno dedicato più del 5% del proprio PIL per andare incontro ai costi che le famiglie e le imprese hanno dovuto affrontare in questa fase. Il tema del risparmio energetico è un tema fondamentale. Dobbiamo abituarci a una situazione nella quale il costo dell'energia sarà strutturalmente superiore a come ci siamo abituati in passato, e questo può avere anche un effetto di riduzione e contenimento. Io dico forse un consumo più responsabile.
Difficile dunque fare previsioni per quanto riguarda il futuro, però un punto della situazione è stato tracciato da Stefano Venier nel corso dell'incontro di Palazzo Toriani promosso da Confindustria Udine. Diversi temi trattati, i flussi di gas di passaggio, le contromisure che sono state adottate dopo gli ultimi sviluppi internazionali, poi la questione del price cap, quali possono essere le soluzioni alternative al gas russo e poi ancora la questione dell'idrogeno. Vi lascio dunque alle parole di Stefano Venier, intervistato a Palazzo Toriani dalla vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Qual è la sua idea sul come mettere in sicurezza la competitività del nostro sistema produttivo e più in generale del nostro sistema paese per evitare domani di ritrovarci nella situazione attuale facendo finta di non aver capito che il vettore energetico, si chiami esso petrolio, si chiami esso gas o altro, indispensabile per qualsiasi tipo di economia, è diventato oggi, come lei giustamente stamattina mi ha detto, uno strumento di geopolitica. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Spero che siate riusciti a navigare su queste parole di spacciamento, che sono un po' complicate, forse rendono meno l'idea di ciò che facciamo. Allora, innanzitutto partiamo dal tema del trilemma dell'energia. Che l'energia sia uno strumento di geopolitica lo è da quando abbiamo cominciato in modo significativo la transizione dal carbone al petrolio, quindi dal dopoguerra lo è stato sempre e spesso. Non è che le guerre hanno introdotto incertezza sul mercato dei prodotti energetici per la prima volta adesso. A cominciare dalla guerra del Kippur, ricorderete, abbiamo avuto le famose domeniche a piedi e i prezzi del petrolio erano schizzati. Allora dipendevamo molto di più dai consumi di petrolio, molto meno dal gas, ma successivamente abbiamo avuto tutta una serie di guerre sistematiche che hanno usato il vettore dell'energia come strumento ovviamente di geopolitica. Qual è la differenza tra questa guerra e quelle precedenti? Se ricordate, quelle precedenti sono sempre state molto brevi e non hanno creato una rottura dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta per un periodo limitato. Questo ha avuto degli effetti molto forti sul prezzo per periodi relativamente lunghi, mentre in questo caso stiamo vivendo una guerra, potremmo definirla una guerra di posizione, che si è innescata su un equilibrio estremamente fragile sul mercato mondiale del gas. E questo chiaramente rende ogni piccola perturbazione amplificata nella dinamica dei prezzi, e questa è la prima differenza. E quindi questo che cosa presuppone? Presuppone che se noi vogliamo ritrovare un punto di equilibrio dobbiamo ricostruire la sicurezza energetica, ovvero la sicurezza dei flussi. Ma il presupposto per poter avere una sicurezza energetica e quindi dei flussi, quindi flussi a sufficienza per coprire la domanda, avremo bisogno innanzitutto di più infrastrutture. E qui è chiaro che le infrastrutture rappresentano poi l'elemento che, ridando liquidità al mercato, riporta anche i prezzi a un livello più competitivo. Infatti, per ritornare al famoso trilemma, di cui non è che chiedo il copyright perché sta negli atti della Comunità Europea, e la direttiva europea prevede per la politica energetica che l'Europa si muova secondo queste tre direttrici, quelle che sono state citate. Il problema è che per troppo tempo, negli ultimi 20 anni, abbiamo dato per scontata la sicurezza e ci siamo concentrati sul tema della transizione, giustissimo, sul tema della competitività di prezzo, che è venuto conseguentemente. Se voi pensate, noi abbiamo attraversato 20 anni nei quali, a parte brevissime parentesi, il costo dell'energia è stato relativamente economicissimo, quasi al punto tale di indurci a pensare che ce ne fosse sempre stata anche per il futuro in abbondanza e che non era più un problema né per le imprese né per i cittadini occuparsene. Quanti di noi hanno perso di vista negli anni passati il costo alla pompa di benzina del rifornimento o il tema della bolletta elettrica? Io, che anche nella mia precedente esperienza avevo a che fare tantissimo con gli imprenditori, nello stimolarli a fare efficienza energetica,
mi sentivo spesso dire, ma sì, ma in fondo l'energia sul mio costo di produzione ha un impatto limitato, anche per quelli che avevano un impatto importante la risposta era sì, se però l'intervento ritorna in termini di investimento entro 18-24 mesi lo faccio, se ha dei ritorni più lunghi non importa, ok? Ecco, queste sono tutte considerazioni che nascevano da una percezione di una disponibilità a basso costo di questo vettore. E questa distrazione ci ha portato a distogliere da un lato molti investimenti importanti che erano essenziali sulle infrastrutture e dall'altra parte la spinta verso il processo di decarbonizzazione che si rende necessario ci ha fatto pensare che il 2050 fosse domani e che quindi il passaggio dall'attuale sistema che ha ancora l'80% della propria dipendenza dalle fonti fossili a un sistema nel quale la dipendenza dalle fonti fossili fosse equivalente a zero, sia essa perché facciamo solo vettori verdi, sia che facciamo vettori decarbonizzati, ci ha fatto pensare che ci si arrivasse con un passo. In realtà il percorso è molto lungo, anche se relativamente breve. Ricordate che il passaggio dal carbone alle fonti fossili, gas e petrolio è durato 80 anni. Adesso noi vogliamo passare dalle fonti fossili alle fonti pienamente rinnovabili in meno di 30 anni. È chiaro che dobbiamo fare una strada più complessa perché nel frattempo la popolazione mondiale è quasi raddoppiata, quindi la domanda è proporzionalmente cresciuta nella metà del tempo. Questo non vuol dire che non ce la faremo, ce la dobbiamo fare, lo dobbiamo fare nel nostro interesse, però lo dobbiamo fare secondo un percorso che non potrà mai essere lineare. Non è che andare da A a B, cioè da oggi al 2050 con un sistema decarbonizzato, tracciamo una linea e ci arriviamo linearmente, non è così. Sarà un percorso che avrà diversi passaggi e diversi passaggi critici. Allora come facciamo a evitare che si ripetano situazioni che hanno un impatto sociale pesantissimo come quelle attuali? Pensate che oggi l'energy divide è più che raddoppiato, cioè le persone che non sono in grado di pagare la bolletta sono più che raddoppiate nonostante i paesi europei abbiano dedicato fra il 4,5 e il 5% del PIL a iniziative di sostegno per le famiglie e le imprese. Questi sono i numeri di cui stiamo parlando, perché i grandi numeri fanno capire i problemi. Allora, in un contesto di questo tipo, è chiaro che noi adesso ci dobbiamo concentrare nel ricostruire quello che io chiamo un corridoio di sicurezza. Che cos'è un corridoio di sicurezza? È una flessibilità e una ridondanza all'interno del nostro sistema che ci consente di assorbire queste situazioni, queste ciclicità a cui inevitabilmente andremo incontro, che sono ciclicità legate a 2 o 3 fattori. Comincio a elencarveli. 1, anticipi pochi, ritardi nell'installazione delle fonti rinnovabili rispetto all'obiettivo, penso all'Italia, dei 70 gigawatt entro il 2030. Ma anche pensate all'indeterminabilità dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione di fonti rinnovabili. Mi piace ricordare che la crisi che oggi noi consideriamo come una crisi del gas in realtà inizia come una crisi elettrica, perché se alcuni di voi vanno a rappresentare la curva del prezzo del gas a partire da aprile dello scorso anno, si renderà conto che già a maggio e giugno e luglio il prezzo del gas era salito a 50-60 eurocent al metro cubo rispetto ai 20 eurocent al metro cubo che è il prezzo storico degli anni precedenti. E questa crescita era stata determinata dal fatto che in Europa, in particolare nel centro-nord Europa, c'era stata una crisi di produzione eolica dell'ordine del 35%. Conseguentemente i paesi del centro Europa, intendo dire Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Inghilterra, che dipendono fortemente dalla produzione eolica, hanno dovuto compensare questa minore disponibilità elettrica da vento con produzione termica, quindi consumando più gas o carbone.
Okay? Questo in un sistema che era già in un delicato equilibrio tra domanda e offerta ha creato il primo disallineamento e il primo incremento di prezzi, quindi lato domanda. Poi è arrivata, perché Putin l'aveva preparata bene, perché durante l'estate non aveva riempito gli stoccaggi tedeschi, è arrivata l'invasione dell'Ucraina che ha ridotto l'offerta. Quindi il divario tra domanda e offerta si è raddoppiato, logicamente raddoppiato, e questo ha dato un'ulteriore spinta ai prezzi. Però mi piace ricordare, visto che siamo all'inizio del mese di dicembre, lo scorso anno, se non era il 21 di dicembre, il 22 di dicembre, il prezzo del gas era 215 eurocent al metro cubo. 215, non c'era stata guerra ancora. Questo perché? Perché in un mercato in delicato equilibrio si era innestata una domanda aggiuntiva, e questo fenomeno si è ripetuto quest'anno, perché in un contesto di offerta molto limitata abbiamo avuto la siccità che conosciamo. La produzione idroelettrica italiana si è dimezzata quest'estate, e questa situazione di incertezza la rivivremo nei prossimi mesi, perché chi di voi ha avuto l'occasione di leggere ieri le notizie che sono state pubblicate dal gestore della rete francese in relazione alle difficoltà che sta vivendo il nucleare francese, e ricordo che noi importiamo 10 terawattora di energia nucleare dalla Francia, costringerà la Francia per la prima volta dai tempi di De Gaulle a importare energia elettrica da altri paesi. Ma l'energia elettrica degli altri paesi da che cosa è fatta? Da gas e carbone. E quindi tutto questo per dire, non per metterci un'ansia ulteriore, ma è per dire che dobbiamo ricostruire dei gradi di flessibilità, perché anche le fonti rinnovabili, proprio perché non programmabili, intrinsecamente hanno una loro incertezza nella produzione, e quindi noi dobbiamo avere quegli strumenti che ci consentono di assorbire questa incertezza, che man mano che noi installiamo fonti rinnovabili aumenta dimensionalmente. E quindi che cosa serve? Ci vogliono infrastrutture. Infrastrutture, adesso arrivo a chiudere, perché sennò parlo un'ora su una domanda, però i ragionamenti sono articolati. Il mondo dell'energia è un mondo che ha una catena lunga e ragiona su tempi lunghi. E vado a farvi un paio di esempi. È chiaro che una scorciatoia per la diversificazione delle fonti è rappresentata dal gas liquefatto. La scorciatoia delle scorciatoie è rappresentata dalle navi rigassificatrici. Genio chi le ha inventate, perché costruire un impianto di rigassificazione a terra richiede da 4-5 anni. Comprare una nave già attrezzata, essendo che queste navi operano anche come navi di trasporto, ci ha consentito, a noi, alla Germania, all'Olanda, alla Polonia, all'Estonia, di acquisire delle infrastrutture, delle navi che sono in grado di fare il servizio di un impianto a terra, ma poterle allacciare in tempi rapidi. Ovviamente chi le può allacciare all'interno di un porto lo può fare entro 6-12 mesi. Chi non ha a disposizione un porto dove poterla posizionare è costretto a costruire una banchina e allacciarla alla banchina. Questi sono i due casi che viviamo in Italia. Il primo lo conoscete tutti, si chiama Piombino, dove c'è una banchina da 300 metri all'interno del porto che perfettamente si adatta ad ospitare una nave da 300 metri, perché queste navi sono lunghe 300 metri, per poter trattare 5 miliardi di metri cubi. Quanto sono 5 miliardi di metri cubi? Sono praticamente il 7% del nostro consumo, che è 75 miliardi di metri cubi. La seconda invece è quella che andremo a mettere a Ravenna, dove esiste già una piccola banchina che riadatteremo, rinforzeremo e ci consentirà di attraccare la nave a 8 km di distanza dalla costa. I tedeschi sono più fortunati, hanno diversi porti e quindi loro installeranno prevalentemente nei porti, ma la sfida loro, o la sfida nostra, la nostra sfida non è meno della loro, perché così come i tedeschi hanno annunciato pochi giorni fa che in 200 giorni hanno posizionato la nave,
Io posso dire che noi, ottenuta l'autorizzazione a Piombino alla fine di ottobre, in 6 mesi, quindi 180 giorni, vorremmo aver posizionato la nave, con la differenza che noi dobbiamo fare 8,5 km di condotta per portare il gas dalla nave alla rete nazionale, mentre i tedeschi hanno fatto poche centinaia di metri. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema: staremmo messi molto peggio se non avessimo avuto un po' di riserva di capacità nella nostra rete di trasporto. Che cosa intendo dire? Noi, nel dire che abbiamo girato l'Italia come una clessidra, intendo dire che adesso da sud ci arriveranno più o meno 80% tra sud e l'energia, 80% del gas, a cui facciamo fare il turismo, perché dalla Sicilia gli facciamo visitare tutta l'Italia e lo portiamo nei centri di consumo del nord. Siamo riusciti a fronteggiare la riduzione della fornitura russa per una parte, grazie al fatto che disponevamo di circa 7-8 miliardi di capacità di trasporto vuota disponibile e nella rete da sud a nord, e li abbiamo riempiti, però adesso non ci abbiamo più spazio. Non abbiamo più gradi di flessibilità, è come se noi stessimo viaggiando con la macchina a tavoletta in autostrada. Può succedere in ogni momento qualsiasi cosa, che noi come sistema non abbiamo un backup. E l'Adriatica che stiamo dicendo che dobbiamo realizzare nei prossimi 4 anni, da Sulmona a Minerbio, serve proprio a creare questa situazione di ridondanza che ci consente di distribuire meglio i flussi di gas nel paese e quindi vivere in una condizione di maggiore sicurezza, oltre che avere l'opportunità di accogliere flussi aggiuntivi. Parlando appunto di rigassificatori, navi rigassificatori, è lecito chiedersi se alla fine avremo LNG da dare in pasto ai rigassificatori? Questa è una domanda molto molto interessante e mi obbliga a fare un'altra considerazione più strategica. Io credo. Guardiamo un attimo in una logica comparata la situazione dell'Italia dal resto d'Europa e poi facciamo un'analisi dell'Europa rispetto al resto del mondo. Perché l'Italia ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri paesi europei? Per 2 motivi. È l'unico paese che ha un unico operatore infrastrutturale come la SNAM, che ha sia il trasporto che lo stoccaggio che l'LNG. Non c'è nessun altro paese in Europa che ha un singolo operatore nazionale che fa tutte e 3 le cose. Vi posso garantire che c'è un grande vantaggio a gestirle in modo coordinato. La Francia ha 2 operatori che gestiscono solo trasporto e stoccaggio, la Germania ha 5 operatori che gestiscono solo trasporto, non ha tanti operatori che gestiscono lo stoccaggio e tanti operatori che singolarmente gestiscono l'LNG. La Spagna ha un operatore che gestisce l'LNG, il trasporto, ma non lo stoccaggio. Il secondo elemento di vantaggio, sempre parte di questo elemento, c'è il secondo aspetto che ci rende unici e che si riallaccia al tema dell'LNG. L'Italia, oltre ad avere un unico operatore infrastrutturale che può coordinare tutte le attività, è l'unico paese che, avendo un operatore di questo tipo, ha anche una società di oil and gas tra le più grandi nel mondo. Perché questo fa la differenza? La fa perché rispetto ai tedeschi, che questo non ce l'hanno e devono andare a contrattualizzare con parti terze l'approvvigionamento di LNG, l'ENI ha il suo equity gas, cioè ha il suo gas dei suoi giacimenti non solo nel Mediterraneo ma anche nel West Africa e in altre parti del mondo. Quindi l'Italia non ha la necessità di superare il problema che hanno ad esempio i tedeschi. I tedeschi, se vogliono avere dell'LNG, devono andare dai qattarini o dagli americani a chiedere 5, 10, 15 miliardi di fornitura, i quali gli dicono: certo, sono ben felice di darteli, però siccome io devo fare un investimento a casa mia di liquefazione o upstream, mi garantisci 25 anni di fornitura. Allora capite che
prendere un impegno per 25 anni all'interno di una politica europea che prevede che tra 25 anni il consumo di gas sia zero diventa estremamente complicato. Mentre noi, avendo un operatore, ma ne abbiamo anche due perché c'è anche la Edison, che hanno dell'equity gas, cioè del gas loro, non devono prendere questo tipo di impegno, possono portare il loro gas in Italia finché serve e dopodiché lo spostano da altre parti, in Asia per cominciare. E questo è un enorme vantaggio. Il secondo vantaggio sta nel fatto che, come vi dicevo, il baricentro energetico dell'Europa si è spostato 600-800 km più a sud, perché mentre prima eravamo abituati, anche come Italia, a ricevere la maggior parte del flusso da nord, avevamo un asse nord-sud, okay? E noi eravamo la parte terminale del sistema di approvvigionamento prevalentemente, consentitemi un po' la semplificazione del ragionamento. La Spagna fa eccezione in questo perché è come se fosse la Gran Bretagna, un'isola, è isolata, non ha interconnessione se non marginale con il resto d'Europa. Adesso abbiamo che la prevalenza va da sud a nord e il centro Europa ha bisogno del gas da sud, perché oltre a parte la Norvegia non ha altre fonti, quindi tutto LNG o da sud. Questo ci pone una condizione favorevole perché siamo il paese che ha il maggior numero di punti d'ingresso del gas in Europa, differenziati tra di loro. Abbiamo il TAP, che è il gasdotto che porta il gas dall'Azerbaigian in Italia, che attraversa la Grecia e l'Albania e arriva in Italia. Abbiamo il gasdotto più importante che arriva dall'Algeria. Abbiamo il gasdotto che ci collega alla Libia. Abbiamo in questo momento 3 terminali di ricezione dell'LNG e abbiamo 2 interconnessioni, una quella tradizionale da Tarvisio via Malborghetto che portava il gas russo e quella via Passo Gries verso la Svizzera che porta giù il gas norvegese. Non c'è nessun paese in Europa che abbia una diversificazione così, ma non solo, siamo potenzialmente la porta per l'arrivo del gas che può arrivare dal del Mediterraneo orientale. Mediterraneo orientale mi riferisco all'offshore al largo dell'Egitto, al largo dell'Israele e al largo di Cipro, dove si sono scoperti enormi giacimenti di gas e che oggi stiamo in parte portando via attraverso una pipeline di cui noi abbiamo il 25% che porta da Israele all'Egitto e poi il gas arriva a 2 liquefattori che stanno, uno ad Almietta a cui partecipa l'Eni e l'altro a Iktu a cui partecipa Shell e da lì viene trasportato. Domani, siccome il più grande giacimento, Leviathan, verrà raddoppiato, con i gassificatori che noi abbiamo nel nord dell'Adriatico saremo a 2 giorni di viaggio da quel gas. Tenete conto che portare l'LNG dal Golfo del Messico ci vogliono 18-19 giorni di viaggio, ma 18-19 giorni di viaggio hanno una caratteristica, bisogna tenere il gas a meno 160 gradi per tenerlo liquefatto, quindi vuol dire che c'è un altissimo consumo di energia per tenerlo a quella temperatura e quindi 2 giorni verso 18 giorni fa la differenza. Ok, quindi avremo gas. Noi col vantaggio di avere un operatore nazionale che può portare qui il suo gas, anzi Descalzi ha anche accelerato gli investimenti sui liquefattori, se l'avesse saputo non avrebbe ceduto a BP le prime produzioni di LNG del Mozambico che sono arrivate la scorsa settimana in Inghilterra, però ne ha dell'altro in West Africa, Angola, Congo. Quindi per noi sarà più semplice, per il resto dell'Europa più complicato, o meglio per i francesi uguale perché hanno una grande società come Eni che si chiama Total Energy, per gli altri un po' più complicato. Per i tedeschi complicatissimo perché la più grande società nell'oil and gas che hanno si chiama Wintershall, che è grande come è piccolissima, ecco. Questo, se l'Europa non prenderà degli impegni di lungo termine, è chiaro che sarà enormemente esposta alla volatilità del prezzo, perché quest'anno che cos'è che ci ha aiutato? Il rallentamento economico cinese. Tenete conto che la Cina è il paese che importa più LNG nel mondo, seguita dal Giappone. Quest'anno perderà la leadership perché importerà meno del Giappone a seguito del rallentamento dell'economia cinese. Però quanto durerà il rallentamento dell'economia cinese? Non credo a lungo, quindi la prossima estate il rischio è che tutti quei
quelle navi spot, cioè vendute online, che quest'anno l'Europa è riuscita ad attrarre verso i propri impianti, l'anno prossimo si troverà a doversele litigare con i cinesi. E questo chiaramente, data la forza dell'economia cinese, che è in grado quindi di compensare il differenziale di costo attraverso un intervento diretto, rischia di rendere l'Europa più vulnerabile. Parliamo di piano Repower EU che si affianca poi al Fit for 55, che finalmente hanno ricevuto il via libera. Allora, questo piano prova a rispondere alla crisi energetica e di materie prime che hanno subito l'accelerazione a causa della guerra Russia-Ucraina e l'Unione Europea cerca di dire addio alla dipendenza dalle fonti fossili russe, carbone e gas, entro il 2027 e spinge sulle energie rinnovabili, solare in primis. L'Europa riuscirà a trovare un modo per permettere ai paesi aderenti di acquistare meglio il gas sul mercato globale? E che ruolo giocano in questo ambito Cina e Stati Uniti? Cina e Stati Uniti sono l'espressione massima della domanda e dell'offerta. La Cina è come ho detto prima, è il più grande importatore mondiale di gas, gli Stati Uniti sono il più grande esportatore mondiale di gas. Tenete conto che i paesi esportatori, i tre più grandi paesi esportatori mondiali di LNG, di gas, sono Stati Uniti, Qatar e Australia. È ovvio che l'Australia esporta il suo gas nel Far East perché è il più vicino, il Qatar lo esporta un po' in Far East e un po' in Europa, noi stessi importiamo 8 miliardi di metri cubi di gas qatarino che viene consegnato al terminale di Rovigo, e gli Stati Uniti esportano in Far East e in Europa. Quindi sono due posizioni molto diverse, sono controparti della stessa relazione commerciale. Uno fornisce, l'altro compra. E vi posso assicurare che gli americani sono molto contenti di fare accordi di vendita del gas con i cinesi, perché fanno contratti a 25-30 anni. Relativamente al processo, cioè la domanda ha due angoli. Il primo è riusciremo a uscire dalla fornitura russa? Allora, come paese probabilmente avremo bisogno di arrivare al 2025 per poter dire che siamo in grado di azzerare la fornitura russa. Perché dico 2025? Perché siccome noi importavamo 29 miliardi di metri cubi di gas russo, per sostituire i 29 miliardi di importazione di gas russo abbiamo bisogno dei 9 miliardi che abbiamo contrattualizzato con l'Algeria, e siamo quindi a un differenziale di 20. Abbiamo 2 navi rigassificatrici che saranno pienamente in funzione entro il 2024 e quindi abbiamo altri 10 miliardi che si riducono. In più abbiamo utilizzato un'altra nave rigassificatrice che avevamo al largo di Livorno che ha una capacità di 3 miliardi e 8, speriamo presto con l'autorizzazione del Ministero a 5 miliardi e quindi abbiamo altri 5 miliardi coperti, più dovremmo avere da 2 a 3 miliardi di gas in più attraverso il gasdotto TAP, perché l'espansione del TAP ha 2 step, prima uno step da 2-3 miliardi e poi uno step da 8 miliardi. Componendo questi 4 pezzettini e avendo usato tutto quello che avevamo a disposizione, siamo in grado di compensare i 29 miliardi. Quindi dobbiamo arrivare al 2025 per avere la piena autonomia. Ripeto ancora una volta, c'è chi sta peggio, credetemi. La seconda domanda è, secondo me, implicita. Ma quando noi, facciamo gli scenari al 2030, facciamo degli scenari Ruxit o facciamo degli scenari anche intermedi? È chiaro che qui la risposta è molto complessa, perché dipende da quando e come ci possa essere non solo la conclusione della guerra, ma soprattutto un cambio della leadership nel paese. E quindi questo diventa difficile. Resta un fatto
Perché l'Europa ha costruito una dipendenza così forte dalla Russia? Perché il gas russo è il più conveniente, semplice, ed è quello più facilmente approvvigionabile, semplice. Quindi a lungo andare bisognerà vedere se a fronte di una modifica della leadership russa si creeranno le condizioni per riattivare alcuni di questi flussi, perché ovviamente il Paese, per poter uscire da una crisi conseguente all'attuale situazione, avrà bisogno di riattivare le sue entrate di valuta pregiata che, come sappiamo, dipendono integralmente dai vettori energetici e dalle materie prime. In ogni caso, per tornare al mio ragionamento di apertura, non possiamo rimanere appesi a ciò che succederà alla leadership russa. Dobbiamo costruirci quelle condizioni per cui se va in un modo va bene, se però non va in un modo abbiamo il backup, abbiamo la soluzione dall'altra parte. Come facciamo a costruirci questa soluzione in modo tale che non sia, adesso uso un termine tecnico, uno stranded cost, cioè un costo non recuperabile? Nel senso che io faccio un investimento in infrastrutture per il gas, ma siccome devo andare verso la decarbonizzazione, tra 15 anni non mi serviranno più e quindi io ho fatto miliardi di investimenti che non serviranno più. In realtà non è così, perché quello che stiamo facendo è realizzare infrastrutture che siano hydrogen ready. Cosa vuol dire hydrogen ready? Vuol dire che sono infrastrutture che saranno in grado di trasportare anche molecole di idrogeno. Quindi, siccome nel 2050, non dobbiamo dimenticarci, ricordate prima, 2/3 dell'energia che si consuma è gas, 1/3 elettrico, poi in realtà ci sono gli oli combustibili, ma rimanendo alle fonti di energia che conosciamo, quando saremo a carbon neutrality nel 2050, la domanda mondiale di energia si suddividerà per 50% in elettroni, energia elettrica, e ancora 50% in molecole. Dovranno essere molecole verdi, dovranno essere molecole decarbonizzate, poi se volete vi spiego cosa intendo per decarbonizzata, ma saranno sempre molecole. E quindi la mia infrastruttura dovrà essere lì a disposizione, perché anche in questo paese avremo bisogno di trasportare molecole, magari verdi, magari dal Nord Africa, come oggi importiamo il gas, ma saranno molecole. Allora io sto realizzando l'infrastruttura in modo tale che uso materiali, uso soluzioni tecnologiche che con pochi interventi mi consentiranno di trasportare anche l'idrogeno. Prima trasportare un blend, cioè una miscela di idrogeno con gas, e poi anche l'idrogeno puro, non appena l'idrogeno avrà raggiunto volumi significativi e tali per cui delle mie 3 grandi condotte che da sud vanno a nord, oggi ne ho 2 con l'Adriatica 3, ne potrò prendere una, dedicarla all'idrogeno e le altre 2 le userò per il gas. Poi col tempo magari ne userò 2 per l'idrogeno e una per il gas. Ok? Quindi non stranded cost. Questa è la logica. Poi ovvio, se mi chiedete, ma le navi? Beh, certo, le navi non le posso convertire a ricevere idrogeno perché c'è una tecnologia completamente diversa, ma le navi vivono 20 anni. Vuol dire che se io metto in funzione la nave nel 2023, nel 2043 ha finito la sua vita. Quindi non è quello il problema. Il problema sono le condotte che vivono 50 anni e le dobbiamo fare in un certo modo. E in questo modo creiamo le condizioni per poter stimolare anche lo sviluppo della produzione di idrogeno, quindi una molecola verde, perché avrà il suo sistema di trasporto. E perché è così importante per noi il sistema di trasporto delle molecole verdi? Perché qui c'è un'altra differenza sostanziale rispetto all'Europa. L'Europa del Nord intendo dire. L'Europa del Nord ha moltissima produzione eolica e ha tutte a parte un pezzo della Germania, tutte le industrie che utilizzano molecole lungo la costa, da Anversa a tutta la costa olandese fino ad arrivare ai confini della Danimarca. Quindi loro possono produrre l'idrogeno con l'energia verde e consumarlo a chilometri zero. Quindi non hanno bisogno di grandi condotte per trasportarlo in giro, mentre noi dei 70 gigawatt che dobbiamo installare di energia rinnovabile, la stragrande maggioranza la dovremo mettere al sud.
mentre il consumo di idrogeno, a parte la raffineria di Priolo, a parte l'acciaieria di Taranto, a parte qualche impianto petrochimico a Gela, sono tutti al nord. E allora qui arriva la domanda, ma strategicamente come paese è meglio portare in giro le molecole verdi e fare l'idrogeno sotto casa delle aziende o fare l'idrogeno dove ho l'energia, prodotto l'energia verde e trasportare la molecola? La risposta la danno gli ingegneri. Perché si è cominciato a trasportare il gas in giro per il paese anziché appena arrivato al confine trasformarlo in energia elettrica e portare via l'energia elettrica? Perché le reti elettriche in alta tensione, oltre i 400-500 km, cominciano ad avere una perdita tale per cui il costo di trasporto diventa troppo alto, mentre le molecole nei tubi non si dissolvono e quindi il costo di trasporto è un po' come il confronto tra l'aereo e l'alta velocità. L'alta velocità è conveniente, adesso lì è un tema di tempi, ma seguitemi nel ragionamento, è conveniente fino a Roma-Milano, sotto Roma conviene prendere l'aereo, no? Se devo andare a Palermo mi conviene prendere l'aereo piuttosto che il treno, ecco, più o meno elettroni e molecole funzionano allo stesso modo, se devo fare lunghe distanze conviene molto di più trasportare le molecole, se devo fare distanze fino a 400-500 km conviene portare le molecole ed è per questo che la rete elettrica è fatta in un modo a cluster. No? Mentre la rete gas è fatta lungo una direttrice che va da sud a nord e questo risponde al perché in Italia sarà importante per avere uno sviluppo e un'importazione di idrogeno avere delle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno per sé. Dato che credo che siamo tutti d'accordo che indipendentemente da quanto sono soleggiate la Sicilia e la Puglia e da quanto è ventilata la Sardegna, penso che siamo tutti d'accordo sul dire che non sarà sufficiente la loro produzione eolica e fotovoltaica. Quindi, proprio per quello che lei stava dicendo sul trasporto delle molecole, come ci stiamo organizzando per l'importazione dal Nord Africa attraverso appunto il nostro, come l'ha definito lei, crocevia energetico? Ma come ci stiamo organizzando? Intanto la discussione sul tema dell'idrogeno andrebbe fatta anche rispetto all'asse del tempo, no? Perché qual è il tema? Cioè l'idrogeno verde, ok? Quindi non l'idrogeno blu. La differenza tra idrogeno verde e idrogeno blu è che l'idrogeno verde è prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua, quindi la separazione della molecola di idrogeno dalla molecola di ossigeno attraverso un processo elettrolitico che consuma energia elettrica. Mentre l'idrogeno blu si fa da un processo di reforming che separa la CH4, che è il gas naturale, e ne estrae l'idrogeno. Se poi io catturo la molecola di carbonio, l'ho reso blu, cioè decarbonizzato, che è il mio stesso ragionamento di prima, cioè avere delle molecole decarbonizzate vuol dire utilizzare la molecola di CH4 catturando però la CO2 e quindi non avendo un impatto in atmosfera. Allora, è chiaro che per produrre l'idrogeno verde, come dice giustamente lei, ci vuole l'energia verde, ma la differenza dell'idrogeno rispetto alle altre fonti rinnovabili è che mentre l'eolico e il solare sono fonti rinnovabili, a parte che essere un elettrone o una molecola, però a parte questo, la natura energetica di questi due vettori, sono due tecnologie ad alta intensità di capitale. Cioè bisogna investire tanto, ma poi il costo operativo per produrla è zero, perché il vento è gratis, il sole è gratis, la manutenzione è limitata e quindi se io sussidio l'investimento, ok, ho superato la barriera, al di là di quella permissistica e di installazione, ho superato la barriera economica che lo rende competitivo. L'idrogeno invece ha alta intensità di costo. Perché? Perché il primo vettore di costo è l'energia elettrica. Quindi non solo ho bisogno di energia elettrica verde, ma ho bisogno di energia elettrica verde in abbondanza, ovvero eccedente la mia curva di consumo e quindi quasi mi pagano per portarla via, perché altrimenti sarebbe sprecata o stoccata nelle batterie a un costo molto elevato.
Quindi queste due condizioni richiedono degli anni in Italia, ma richiedono degli anni anche in Nord Africa, perché anche in Nord Africa partiamo da zero. Quindi dobbiamo immaginare che il nostro percorso di transizione dalla molecola grigia del CH4 deve prima utilizzare due passaggi tecnologici che oggi sono disponibili. Uno si chiama biometano, cioè la molecola di CH4 prodotta da fonte biologica, può essere il rifiuto organico, quanto piuttosto gli scarti agricoli o le deiezioni animali. Queste sono la prima fonte per produrre un gas naturale verde, tecnologia abbondantemente disponibile, qui in Friuli avete diversi di questi impianti, quindi si può fare. Quanta se ne può fare? 5 miliardi? 8 miliardi, REPowerEU dice per 35 miliardi a livello europeo, 5 miliardi per l'Italia, 8 miliardi nel 2040. Ricordiamoci sempre la legge dei grandi numeri, 8,75. La seconda ovviamente è la cattura della CO2, che è oggi una soluzione, è l'unica soluzione disponibile per le industrie ad alta intensità di energia che non possono essere convertite all'elettrico. Non hanno altri strumenti oggi per decarbonizzare, perché l'idrogeno ha bisogno delle condizioni di cui prima. E quando dico le condizioni di cui prima, per darvi un'idea del gap, del differenziale, è che per oggi, con il costo dell'energia che abbiamo oggi, non quello di questi giorni, un costo medio di 55 euro megawattora, quindi quello che era 12 mesi fa, per produrre un chilo di idrogeno costa da 9 a 12 euro chilo. La disponibilità a pagare di un'impresa che usa oggi il gas è 3 euro chilo. Quindi capite quanta strada dobbiamo fare lì nel mezzo. Okay? Quindi questo è qualcosa che dobbiamo immaginare, cominciare a costruire. Quindi non sto dicendo dobbiamo fermarci, no, dobbiamo andare avanti, ma la curva di efficientamento richiederà un certo quantitativo di tempo. E quali sono le prime cose che dobbiamo fare per prepararci? Dopo arrivo al Nord Africa. Creare le infrastrutture che la possono creare e che la possono, diciamo, trasportare, e dall'altra parte sperimentare alcuni progetti. E qui entriamo nell'ambito dell'importanza che ha il PNRR per questo primo decollo delle prime iniziative. Basteranno? Assolutamente no, l'Italia sarà e dovrà essere un paese importatore di idrogeno per rispondere a quelli che sono gli obiettivi fissati dal REPowerEU, ma anche dal Net Zero 2050, e non possono che venire dal paese confinante che è il Nord Africa. Adesso io sono un operatore infrastrutturale, quindi non è che posso mettermi a produrre anche le molecole e a fare lo sviluppo del Nord Africa, ci deve pensare qualcun altro. Chi ci deve pensare? Ci devono pensare gli utilizzatori finali, no? E lo stanno facendo alcuni, perché 15 giorni fa ho incontrato l'assessore all'energia della Baviera, abbiamo ricevuto l'assessore all'energia austriaco, i rappresentanti di OMV e Verbund si stanno muovendo, stiamo lavorando con Eni per cercare di avviare qualche progetto, qualche progettualità in Tunisia e Algeria, che sono quelli più vicini a noi in termini di interconnessione, detto che purtroppo la Libia è preclusa per le note ragioni di instabilità politica. L'altro paese che è in assoluto del cluster del Nord Africa, i due paesi più favorevoli da questo punto di vista sono l'Egitto, ma purtroppo è un po' lontano e quindi bisogna trovare una forma di trasporto dell'idrogeno che non sia via tubo, ma o è trasformato in ammoniaca e allora è facile da trasportare, o va trasportato come idrogeno tal quale, ma allora è più complicato, perché il problema della molecola di idrogeno è che è altamente infiammabile e molto più leggera di una molecola di gas naturale, essendo solo una molecola di idrogeno rispetto a un CH4 che di molecole di idrogeno ne ha 4 più una di carbonio. E quindi bisogna cercare di sviluppare queste produzioni in Nord Africa. Abbiamo, a mio avviso, almeno una decina d'anni, bisogna cominciare a muovere, però qui è anche la politica che deve cominciare a favorire questo tipo di iniziativa. Perché? Perché è chiaro che su una molecola che ha un differenziale di costo così grosso ci devo mettere un sussidio. E l'unico meccanismo di sussidio che possiamo avere è che certificando il fatto che la molecola è verde,
posso non pagare il titolo emissivo di CO2, il cosiddetto ETS, okay? Che oggi vale $80-90 a tonnellata. Allora, se io porto questo meccanismo di riconoscimento anche in Nord Africa, ecco che in Nord Africa scatta un incentivo per cui io certifico che la molecola di idrogeno è verde, anche se fatta fuori dai miei confini nazionali, e io come operatore nazionale che utilizzo quella molecola che arriva dalla Tunisia, posso comprare il certificato e usarlo per sterilizzare il titolo di CO2. Ecco che questo ovviamente richiede un accordo intergovernativo, ma soprattutto un accordo europeo verso i paesi del Nord Africa per la regolazione. Ma a Bruxelles non hanno le idee chiarissime in questo senso. Non hanno idee chiarissime né sul quale debba essere il meccanismo più efficiente per l'incentivazione dell'idrogeno, sia esso un certificato d'origine o, adesso non voglio fare una cosa troppo complicata, ma si chiamano contratti per differenza, quindi dei contratti che servono a garantire un prezzo rispetto alla sua differenziale di costo, oppure, come si dice, avere un meccanismo, cioè scusi, o il contratto per differenza o certificato d'origine. Ma così come non hanno chiaro un'altra cosa su cui dibatteremo, che mentre lo sviluppo, cioè l'idrogeno è un business nella forma verde che non ha un suo disegno di mercato, no? Cioè come deve funzionare il mercato dell'idrogeno? Questa è una domanda semplice, ma che non ha una risposta, nel senso che è ovvio che oggi l'idrogeno esiste e viene commercializzato sotto forma di idrogeno grigio prodotto da reforming attraverso quei camion a siluro che distribuiscono questo idrogeno, o è un idrogeno prodotto in sito produttivo se si tratta di una raffineria o di un impianto petrolchimico. Ma se questo mercato dell'idrogeno cresce e cresce a livello di miliardi di metri cubi l'anno, dovremo decidere se deve essere un mercato simile al mercato del gas, in cui c'è un operatore che fa le infrastrutture per tutti senza duplicare gli investimenti e ci sono due operatori di mercato, uno che lo produce e uno che lo vende, o è lo stesso operatore che fa la produzione e vendita e chiede di trasportare le sue molecole al soggetto terzo. E quindi naturalmente l'idrogeno diventa il fratello del gas e allora un soggetto come Snam ha il suo ruolo identico a prescindere che porti una molecola di gas o porti una molecola di idrogeno, o debba essere un mercato che prosegue il suo sviluppo così come oggi avviene per i gas tecnici, cioè oggi l'idrogeno è un gas tecnico come altri gas e quindi è una filiera integrata in cui l'Air Liquide di turno, la Linde di turno, tanto per fare dei nomi, gestisce sia la produzione che il trasporto che la vendita. È chiaro che se è questa la seconda opzione che viene immaginata, l'idrogeno è un mercato completamente separato dal gas. E qua la diversa visione che esiste sulla strategia dell'idrogeno tra il nord Europa e il sud Europa polarizza in una direzione piuttosto che l'altra, perché se uno non percepisce la necessità del trasporto come in nord Europa è chiaro che tende a vederlo integrato. Se invece si porta al sud e capisce che come Spagna, Italia, anche Francia in parte, abbiamo bisogno del trasporto, è chiaro che deve immaginare un modello di business diverso. E questo è un altro dei nodi da sciogliere. Quindi, stoccaggi ok, considerando l'imprevedibilità climatica, quindi diciamo che molto probabilmente si è detto non saranno necessari razionamenti durante Non vorrei essere chiamato a rispondere. Non la chiameremo. Molto positivo il fatto che abbiamo un operatore unico per stoccaggio e trasporto e siamo gli unici in Europa, una società di oil and gas fra le più grandi del mondo, baricentro energetico d'Europa che si è spostato particolarmente al sud e quindi è comunque un vantaggio per l'Italia che ha il TAP al gasdotto dall'Algeria, il collegamento con la Libia, più 2 interconnessioni, quindi una diversificazione molto interessante. Abbiamo finalmente qualcosa, come ha detto lei, da offrire all'Europa in qualità di crocevia di transito energetico. Abbiamo parlato di Ruxit,
probabilmente riusciremo in questa strategia nel 2025, che comunque è dietro l'angolo. Nord Africa bene, c'è tempo e siamo sulla buona strada per le infrastrutture. Siamo nella situazione di definire infrastrutture multisource, le possiamo così chiamare, quindi anche questo ci proietta verso un futuro sostenibile. Soluzioni second best nel breve periodo, finalmente si inizia a parlare di questo, è un qualcosa di positivo, insomma ci ha dato molta speranza, dottor Venier. Io devo essere un ottimista per natura, anche perché se non fossi un po' ottimista posso garantirvi che in questi mesi non so come avrei fatto a vivere il giorno dopo. Dico anche che però il mio è un ottimismo consapevole del fatto che per portarci a una condizione che ricostruisce quella sicurezza energetica che è indispensabile per una transizione giusta, e quando dico una transizione giusta intendo dire una transizione che sia anche socialmente sostenibile, è chiaro che bisogna fare tante cose e bisogna realizzare tante cose, perché diversamente abbiamo esaurito le nostre rendite di posizione e siccome le abbiamo esaurite dobbiamo, come si dice, scaricare a terra quelle infrastrutture essenziali che ci consentono di riportarci a quella condizione che avevamo una decina, quindicina di anni fa. Lo dico dal punto di vista di infrastrutture, con la consapevolezza che il percorso di transizione non sarà un percorso semplice, come ho detto, non sarà assolutamente lineare, però è un percorso che dobbiamo fare, che possiamo fare, che ci dovrà regalare nuove tecnologie, perché la mia personale opinione è che con le tecnologie che conosciamo oggi non saremo in grado di raggiungere l'autonomia energetica nel 2050. Intendo dire, l'eolico e il solare sono fonti meravigliose, però sono non programmabili e limitate. Cioè voi pensate che 1 megawatt di gas produce 1 megawattora. No, cioè scusate, 1 megawatt di gas, 1 megawatt produce 8000 ore se in una centrale alimentata a gas. 1 megawatt eolico produce 1600 ore nelle migliori condizioni nel sud Italia. Un impianto eolico in Italia produce 2200-2400 ore. Quindi vuol dire che per ogni megawatt termico io ho bisogno di almeno 4 megawatt eolici, ho bisogno almeno 6 megawatt solari, col problema che l'eolico, il solare più o meno quando sorge il sole e tramonta il sole lo sappiamo, ma quello eolico quando tira vento non lo sappiamo, mentre quello termico accendo e spengo. Allora non sto dicendo che dobbiamo rimanere ancorati alla tecnologia termica, dico che dovremo trovare delle soluzioni tecnologiche che ci consentano di portare queste due tecnologie a fornire quella parte di consumo di base, ok? Nei 365 giorni l'anno, 7 giorni su 7, H24, che oggi le fonti rinnovabili non sono in grado di fornire e che anche con lo stoccaggio elettrico, cioè chimico, non riusciranno a fornire, perché lo stoccaggio chimico è in grado di dare un'autonomia cioè di garantire una restituzione nelle 24, 36, 48 ore. Ma voi pensate soltanto come faccio ad accumulare l'energia durante il weekend, quando la domanda scende, da poter utilizzare nei 5 giorni successivi. Devo avere una visibilità di almeno 5 giorni, per non parlare dei mesi dell'anno, per non parlare delle stagioni, se pensiamo al solare o se pensiamo all'eolico. Ecco, penso che, lo dico perché l'altro giorno i miei colleghi, i miei collaboratori erano in Irlanda. In Irlanda è il paese in Europa, assieme alla Norvegia, che ha la più alta percentuale di fonti rinnovabili sulla domanda di energia, 75%, con una differenza rispetto alla Norvegia, che mentre la Norvegia ha molto idroelettrico, quindi programmabile in parte, l'Irlanda è prevalentemente eolico.
E il ministro dell'energia irlandese ha detto, ci diceva, guardate, fatemi capire, oggi io l'unica soluzione che ho per andare a coprire quell'ultimo 25% è attraverso una produzione termica, datemi la soluzione della cattura della CO2 così posso raggiungere il 100% di carbon neutrality, però attraverso la cattura della CO2, perché oggi spingere ulteriormente nella produzione eolica non mi consente di rispondere al fabbisogno di domanda energetica dell'Irlanda. E questo è lo snodo, quindi fino al 70-75% va benissimo, non c'è problema. È l'ultimo 25% che avrà bisogno o di nuove tecnologie o di soluzioni che diano la neutralità di carbonio al 2050. Quindi ottimisti dobbiamo essere ottimisti, di lavoro ne abbiamo tantissimo. Questa trasmissione è stata offerta da Tecno 2.